Pronti? 1, 2, 3. Valido questo tentativo con veloce Cesar che prova a tenere le punte a Zar Parlante, i due che lottano all'imbocco della prima piegata, all'esterno Today, Winner Font, poi Axel Nib ancora, numero Tommy, 15, Cesar Black Fire che Rose, rientra squalificato. ai rivali e completa i primi 200 metri in 15 e 2. Si viene il primo passaggio davanti alle tribune con Cesar in vantaggio nei confronti di Axel Nib che si è sistemato secondo, terza posizione per Zar Parlante che però non trova posto in corda per l'inserimento da parte di Davidia. Poi Today Winner Font che precede Tommy, quindi Dallasti che è stata la più lesta tra i penalizzati. Sulla curva di destra continua al comando Cesar che va a passare i primi 600 metri di corsa in 45,9. Frazioni 16,2 di tutto comodo per la curva di destra, Cesar in vantaggio, Axel Nib secondo in corda, la terza posizione per Davidia, all'esterno costretto Zar Parlante, poi Today Winner Font non cambia nulla, 1,2 per i primi 800 metri di corsa. Treno esterno sempre capeggiato da Zar Parlante che ovviamente fa fatica ad impensierire Cesar, il quale continua a gestire i parziali a piacimento. Passa 1 chilometro in 1,18,3, c'è la mossa in terza corsia da parte di Dallasti che aggira Zar Parlante e si porta sulla testa della corsa. Cesar in controllo viene a completare i 1200 in 1,33,6. Si continua sul piede dell'1,18, Cesar al comando di fuori, Dallasti in corda, Axel Nib, poi Davidia chiusa da Zar Parlante, quindi Today Winner Font, ancora Tommy con accanto Barolo Griff. La curva di destra se ne va con il battistrada che passa in 15,7 la frazione. Cesar in vantaggio, Axel Nib secondo in corda, di fuori Dallasti che inizia a essere sollecitata. Provano a venire via dalle retrovie, c'è la mossa da parte di Caribalilla. Sulla retta opposta alle tribune, 2,5 per il miglio di gara, Cesar in vantaggio, Axel Nib secondo alla corda, poi Davidia chiusa, di fuori non si progredisce, Cesar entra in retta arrivo in vantaggio, continua a guardarsi alle spalle Antonio Di Nardo che controlla le operazioni, Cesar in vantaggio, Axel Nib che prova ad andare di dentro, poi Davidia, Cesar è in vantaggio, se la deve vedere con Axel Nib, Cesar si difende, insiste Axel Nib, a largo Today Winner Font, Cesar che vince su Axel Nib, Today Winner Font, Davidia e Dallasti. 2,35,5, 36 ad arrivare, 1,18,3 ragguaglio cronometrico per il successo di Cesar, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, i colori di Francesco Corvino per il triplo in giornata di Antonio Di Nardo. Porta al successo in questa trisquarte quintè il favorito Cesar che a percorso netto si impone. Al secondo posto finisce Axel Nib numero 8, al terzo il 5 di Today Winner Font, al quarto il 6 di Davidia, al quinto il 14 di Dallasti per il probabile arrivo quintè. Vittoria per Cesar, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, Francesco Corvino.